Erano verso le 2, ho visto questo appartamento che fumava, abbiamo subito chiamato il 118, è arrivata anche subito l'ambulanza, però dopo 20 minuti ha preso fuoco tutto e praticamente è un disastro. È stato veramente 6 ore di incubo qua dentro. Incendio all'Hotel Roma, è stato dunque il titolare del pub situato accanto all'albergo in pieno centro a Castelfranco il primo a dare l'allarme. Ore e ore di lavoro per i vigili del fuoco, 30 uomini, 11 mezzi intervenuti alle 2:30 della scorsa notte per domare il rogo divampato ai piani alti dell'edificio e poi propagatosi. Unico ferito il proprietario dell'albergo castellano Rino Antonello, 77 anni, trasportato all'ospedale di Castelfranco. 61 ospiti fatti evacuare e non sono mancate scene di panico. Abbiamo messo in salvo una persona al quarto piano che, preso dal terrore, stanotte si era rifugiato sul terrazzo e l'abbiamo portato giù. Poi ci siamo concentrati sullo spegnimento dell'incendio, quindi sulle cause è ancora presto, diciamo. Stiamo facendo gli accertamenti del caso. Devo dire che in questo momento, per quello che è visibile, capisce che è un contesto ancora, diciamo, in qualche modo sì, diciamo, c'è ancora l'incendio in atto, ma per quello che è visibile in questo momento non abbiamo ritrovato elementi di dolo. Ecco. Ancora da capire le cause dell'incendio che ha provocato danni per oltre 1 milione di euro, rendendo la struttura inagibile, interessando anche negozi e attività confinanti. L'allarme è stato dato da alcuni vicini, i quali hanno subito chiamato i carabinieri della compagnia di Castelfranco, i quali prontamente con una squadra di 12 uomini sono intervenuti e hanno cinturato la zona. Ci sono infiltrazioni d'acqua dappertutto, penso che qua ci sarà tanto lavoro da fare per sistemarlo, per rimetterlo in ordine e vedremo quanto tempo ci vorrà. L'area attorno all'Hotel Roma è stata transennata, resa off limits per tutta la durata delle lunghissime operazioni di spegnimento del rogo.